Corsia 4, Laszlo Cech, vice campione del mondo e campione europeo in carica in questa distanza 200 farfalla, la sua gara preferita, se si può dire, aggiungendola a quella dei 400 misti. Gli ultimi suoi successi in campo internazionale: Rio 2016 argento nei 100 farfalla, Budapest 2017 appunto argento nei 200 farfalla, europei di Londra 2016 oro nei 100 e 200 farfalla, argento nei 50 farfalla. E passando anche in vasca corta, europei di Netanya 2015 oro nei 100 farfalla, nei 200 farfalla e nei 200 misti. Questi sono i suoi principali successi in campo mondiale. 4 Olimpiadi alle spalle per lui, a partire da Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012, appunto Rio 2016, ma siamo proprio ai 100 metri. Laszlo Cech 58-39 su Sajan Praskak, 58-45 adesso Gerardin, primo degli italiani, 59-55, la seconda vasca di Laszlo Cech 31-19 dopo un primo 50 metri in 27-20, 2:03.69 è il record della manifestazione. Siamo già ai 150 metri, Laszlo Cech ancora in testa, 30-70 su Sajan Praskak, 31-45, Gerardini è sempre primo tra gli italiani, 33-11. Laszlo Cech prova a prendere vantaggio in corsia 4, questi 200 farfalla, lui che è vice campione del mondo in carica e campione europeo in carica in questa distanza, va ad allungare di quasi una distanza negli ultimi 5 metri. Laszlo Cech va al tocco sotto il muro addirittura del minuto e 59 secondi, 1:58.96, ovviamente nuovo record della manifestazione. Sajan Praskak anche egli sotto il record precedente alla manifestazione, 2 minuti e 29 centesimi. Completa il podio Alessio Gerardin, 2:5:45. New competition